Ciao Stenox. Ciao. Può andare bene come esordio? Sì, va benissimo. Va benissimo? Okay. Sì, ciao, Va benissimo. ciao. Con noi oggi, a Campus Cast, presso British School Bassano del Grappa, Stefano Curto. Ti chiamano ancora così, oltre che all'anagrafe in comune, o tutti partono con Stenox? I miei amici recenti mi chiamano Stenox. Però sì, vabbè, Stefano Curto, diciamo che sono forse un po' più conosciuto come Stefano Curto che Stenox, perché Stenox è il mio alias in musica e non l'ho creato da moltissimo, da pochi anni, e quindi sì, quello che volete. Vada per Stefano, ma scivolerà qualche Stenox ogni tanto, perché i nomi con la X, i nomi con la X hanno sempre quella personalità vero? Extra. Anche secondo me. Nonostante extra abbia anche quello la X, quindi funziona. Extra Stenox. Campus Cast esplora professioni, vocazioni, passioni, cerca di dare qualche ispirazione, cerca di portare appunto fuori da questo studio, ma anche fuori dalla vita dei nostri ospiti, l'importanza di sacrifici, l'importanza di dare spazio, dare voce, nel tuo caso è proprio e dare forma anche, nel tuo caso si interpreta e si declina in vari contesti, quella che è un'energia che entra dalla persona, che è già presente nella persona e che vuole essere condivisa in termini di arte, in termini di professionalità, in termini di comunicazione. Ne abbiamo interpretate in vari modi, l'abbiamo appunto fatta conoscere al nostro pubblico. Bravi. Per chi di voi non ha ancora, ma sa già della nostra esistenza, bene, il suggerimento è sempre lo stesso. Cliccate sulla campanella, o un follow, o un segui, o un conoscici. Questo vi aiuterà a esplorare i nostri ospiti, le loro vite, le loro curiosità che appunto si svolgono attorno a grandi sogni che sono diventati lavori, professioni e quant'altro possa servire da ispirazione a voi che ascoltate, ma anche a me che chiacchiero in maniera libera, a briglia sciolta, con chi si siede dall'altra parte di questo tavolo. Stefano Curto, Stenox, tanti nomi, tanti alias, alcuni anagrafici, altri creati e sviluppati nell'arco del tempo, porta un percorso molto particolare. Sul suo sito si presenta come artista, musicista e viaggiatore, vive e lavora a Valdobbiadene e nel tempo ha costruito una ricerca che tiene insieme arte visiva, musica, viaggio, spiritualità e osservazione delle culture umane. Ho detto abbastanza? Mai abbastanza, mi viene da dire. Ma no, va bene così, basta. Le sue opere lavorano molto con luce, cristalli e minerali, mentre la sua parte musicale passa anche attraverso il progetto Stenox, appunto, e i lavori con Lacrima Christi. Sì, prima sì, certo. E ovviamente sono un viaggio che deve essere ancora completato, altrimenti non sarebbe un viaggio. Penso, il viaggio non finirà mai. Come si costruisce? Partiamo subito con una bella domanda pesante, ecco. Come si costruisce una vita creativa senza seguire per forza i tempi e le scadenze imposte dagli altri? Bisogna sapersi difendere. Bisogna sapersi difendere, quindi bisogna avere una scorza. No, bisogna avere chiaro in mente un obiettivo. Personalmente per me l'obiettivo era quello di avere tempo per esplorare il mio mondo. Quindi ho fatto molte scelte, mi si sono presentate occasioni nella vita e ho cercato di capire quanto influissero, quanto mi impegnassero, quanto tempo mi portassero via per diciamo, la mia più grande passione, che è quella di esplorare questo mondo in cui sono nato. Quindi quello è stato era un punto fermo che mi ha fatto prendere decisioni importanti. Cioè succedeva una cosa, ma ok, questa proposta, quanto tempo mi porta via? Posso andarmene novembre, dicembre, gennaio, febbraio, sì o no? E allora io ho fatto molte scelte in base, ho sempre difeso prima di tutto il mio tempo, il tempo per viaggiare. Viaggiare, quindi esplorare anche. Esplorare. Sì. E cosa ti ha portato a voler esplorare? Oddio, cosa mi ha Stefano, portato? da dove parte? Qual è un punto di partenza in cui Stefano dice voglio esplorare? Credo che parte ai 16 anni, quando sono stato in Grecia
un mese e mezzo e ho dormito in tutte le spiagge della Grecia, il sacco a pelo, ho sentito una libertà, un attaccamento alla natura, alzarmi la mattina, uscire dal sacco a pelo e bagnarmi nel mare, e essere libero di decidere il mio tempo ogni giorno, lì è stato un imprinting fortissimo. Quindi diciamo sì dai, che la Grecia è stato il mio primo viaggio, ho capito la bellezza del mio pianeta, del mio mondo a 16 anni, in quel viaggio. Scegliendo tra l'altro terra di origine di civiltà. Esattamente. Non è da Io ho poco. dormito dentro il Partenone a quel tempo. Ah, però. Sì, cioè, si poteva ancora. Io ho passato una notte dentro, dormivo su una delle pietre del tempio. Importantissimo perché è una sorta di ritualità di passaggio. Ah, Tu in un'età che è quella dei 16 anni, dell'adolescenza, in cui normalmente si matura, si diventa uomo, tu hai deciso di diventare uomo, simbolicamente, all'interno di un tempio in cui qualche migliaio di anni prima si svolgevano sacrifici, si svolgevano preghiere, si portavano avanti appunto credi e filosofie che hanno caratterizzato Certo. e dato l'imprinting a tutta quanta la civiltà occidentale. sì. Però hai scelto quella destinazione e da quella destinazione, da quel momento di passaggio al tuo essere te stesso, mi viene quasi un conoscere te stesso, Da un primo un primo passo, diciamo, molto Primo passo istintivo e molto, importante, sì. molto fisico, mi viene da dire anche in questo senso, ok? Ti ha poi portato a sviluppare però, come dicevamo, sempre seguendo il tempo libero, ma il tempo libero inteso non come spare time, ma tempo di libertà, Esattamente. cose diverse, il tempo Sì, libero, il tempo sì, di sì, libertà, sì. per esplorare. E tu questo l'hai fatto diventare poi l'esplorazione e la declinazione dell'esplorazione in arte, è ciò che poi ti ha portato a diventare chi sei oggi. Sì, e anche tutti gli incontri che ho fatto, gli incontri che mi sono capitati durante i viaggi sono quelli che mi hanno aperto le porte a molte vie nel campo artistico, perché sì, il curatore del Mona Museum di Hobart l'ho incontrato in Cambogia per caso, avevo appena iniziato a fare arte plastica, incastellando questi cristalli, e lì incontro Olivier, cioè io ho incontrato le persone che poi mi hanno aiutato, le ho incontrate casualmente per strada. Questa puntata è realizzata con il sostegno di Kawabanga Produzioni. Kawabanga fa una sola cosa, ma la fa davvero. Produce cultura, film, cortometraggi, documentari e teatro. E insegna a farlo, con corsi di sceneggiatura, regia e montaggio. Se hai un'idea che aspetta di diventare qualcosa o vuoi portare il cinema e il teatro nella tua comunità, Kawabanga è il posto da cui partire. Trovi tutto sui canali social Kawabanga. Mi stai raccontando appunto di figure simbolo particolari, turning points della tua vita che hai incontrato però non in quelli che erano i loro contesti professionali specifici, ma Quasi tutto. tu hai detto per destino, a caso. Sì, karma, io credo, Penso ho sia fede nel karma, credo che ci sia una via che se impariamo a seguirla possa portarci dove dovremmo esserci. Questa è la mia... E quel karma ti ha portato, o a quelle fare gli situazioni, incontri, ma Mirko che è qua con noi, che parlando di musica, io stavo terminando un album e mi stavo chiedendo cosa faccio con questo album, me lo pubblico, e incontro Mirko che è qua presente con noi, Mirko Brigante, lo incontro in un bar una sera, entro in un bar di Venezia, mi prefiggo di non bere superalcolici, entro, vedo lui con un americano in mano, vado al banco e dico un americano, poi mi giro e gli dico ammazzate, guarda, per colpa tua adesso mi faccio anche, bevo questo americano, ci siamo conosciuti e poi da lì è nato il fatto che lui mi ha messo in contatto con Marco Biondi e insomma poi è nato un contratto discografico, ma è nato sempre tutto perché io mi devo spostare, spostandomi le persone arrivano a me, però se sto fermo non succede niente nella mia vita. È il viaggio, è il muovermi che mi porta la conoscenza di persone che possono cambiare la mia vita.
Infatti tu, in una chiacchierata che ci siamo fatti a distanza prima di questo momento, ti descrivi come un uomo plasmato dall'esperienza e dal movimento. Mhm. Significato di tutto questo? Quello che ci siamo detti. Il movimento, Perché tu hai parlato appunto dell'esplorazione, del trovarti appunto in Sì. alcuni luoghi, ma è di per sé il movimento che ti genera una sì, realtà nuova, una creatività. il movimento, il mettermi, l'andare per il mondo come fanno i sadhu indiani, che loro camminano tutta la vita e loro non cercano di indottrinare i pellegrini, ma si mettono a disposizione di chi li ferma. Ok? Io cammino e incontro. Io cammino e incontro. Questo è sempre stato, se parliamo dei punti chiave che mi hanno portato a certi piccoli risultati diciamo, sono successi sempre così, sempre. E la tua scelta di Ma non intraprendere solo, anche più questo. ambiti artistici? Beh, guarda, io nasco da una famiglia di artigiani e cresco in una famiglia di artigiani musicisti. Mio papà è musicista, è morto in agosto a 99 anni e 7 mesi. Cresco in un contesto appunto, di artigianato, nell'occhiale. Io cresco da piccolo, sono in mezzo a mio papà che fa gli occhiali a mano, vedo come li disegna, come fa, cresco in questo ambito. Mio papà sempre musicista, quindi la mia prima forma d'arte, diciamo, è stata la musica. Io inizio a suonare da piccolo il pianoforte, non l'ho mai suonato bene, ma ce l'avevo a casa, mio papà la suonava. E poi a 15 anni inizio un percorso musicale con punk rock, la mia prima band, Anarcore. Inizio a cantare, vado avanti, poi nel frattempo viaggio, cambio varie band, poi c'è il punk, il post-punk, poi vado a Feltre con le turbe psichiche di Regina Dolosa, poi torno con la band Lacrima Christi, faccio degli album, quindi nasco come, diciamo, inizio come musicista. Però poi nel frattempo io non volevo stare nel mio paese, volevo andarmene, mi era già stretto, e avevo in mano, in tasca un biglietto aereo per il Canada. Io avevo pensato che volevo stare in natura, e con la natura, poi ne parliamo, è molto importante per me. Il contatto con la natura per me è fondamentale, ho bisogno di starci con i piedi nudi, ho bisogno di stare negli alberi, nei boschi, ho bisogno dell'erba, del sole, dell'acqua. Io cerco nel mio tempo do sempre spazio al contatto puro con la natura. Perché dicevo questo? Perché volevo andare in Canada, volevo fare trasporti di legname sui treni, ok? C'era un mio amico che mi aveva prospettato questa idea, quindi sarei stato in questi treni a trasportare questi legnami. Si facevano 4 giorni alla settimana di viaggio, quindi a me questa idea mi piaceva un sacco, ero su un treno in mezzo alle foreste del Canada. Vabbè, sì, vi racconto la storia allora, quindi vabbè, è successo che mia madre, che non voleva naturalmente che io me ne andassi. Quanti anni avevi in quel momento? Avevo appena finito il militare, quindi 19 anni. Ok. 19 anni, e nell'ambito dell'occhialeria a Segusino era in pieno sviluppo. Mia madre ha visto la mia vena creativa e mi ha detto: Stefano, guarda, se tu impari a fare questo lavoro qua, è un lavoro che può darti un bel guadagno, un lavoro creativo. Questo lavoro praticamente era quello di incastonare dei cristalli sugli occhiali in plastica. C'era solo una persona che lo faceva a Milano, e quando lei mi ha messo questi cristalli, veramente, è sempre la stessa storia, ma è così, quando me li ha messi nelle mani, io mi sono innamorato subito, quando ho visto questo brillio. Io dico sempre, mi sembrava di avere le stelle tra le mani, no? Quando li ho guardati, lei mi ha fatto vedere, mi ha dato alcuni esempi, io da là ho detto, mi piace questa cosa. E mi sono acceso subito, io ho detto, beh, dai, ci provo. Quindi adesso devo parlare del mio lavoro a priori. Quindi io ho detto, ok, ci provo. Avevo la possibilità di provare, di testare, perché mio papà poi aveva chiuso, aveva una fabbrichetta, l'ha chiusa, avevo tutti gli scatoloni di occhiali,
E ho detto dai provo, mi sono messo là e ho provato a incastonarli, ho provato, mi piaceva proprio, vedevo che mi veniva bene. Quando dopo un anno di prove sono stato in grado di dire ok, secondo me ho imparato, sono stato da questa azienda che era a Segusino, un'azienda importante, si chiamava Filos, mi sono presentato, ho detto io so fare questo lavoro. Mi hanno riso dietro, vedermi anche come ero un po' vestito, un po' così post-punk, arrivo a questo qua, però vabbè, in paese ci si conosce. Subito si sono messi un po' a ridere, poi hanno guardato quello che gli ho dato in mano, gli ho mostrato questi occhiali con le pietre incastonate e loro mi hanno detto vabbè dai, ti facciamo fare delle prove. Mi hanno dato 10 occhiali, un campione da fare identico. Io sono arrivato a casa, li ho fatti, glieli ho riportati, erano perfetti. Dopo una settimana mi chiamano, mi dicono guarda che si staccano, torno a casa disperato, guardo e vedo che c'è un problema tecnico, quindi lo risolvo, era l'inclinazione della punta, non andava bene, vabbè. E così, vabbè, quindi ho iniziato da artigiano anch'io, ho iniziato a lavorare subito benissimo. Nel frattempo suonavo, facevo un lavoro che non faceva nessuno, quindi mi è andato subito bene. Potevo permettermi di chiudere il mio laboratorio quando volevo perché nel frattempo questa persona di Milano aveva chiuso, quindi io viaggiavo, cioè io chiudevo un mese a dicembre, un mese in agosto, io 2 mesi all'anno, però nei primi anni andavo, no? E avevo questa possibilità anche perché avevo già guadagnato abbastanza per potermi muovere, quindi inizia così un po' la mia artigianalità, che è quella che poi in seguito mi ha portato, dopo anni di sviluppo, mi ha portato a dire no, ma io in mano non ho solamente dei cristalli, non ho un prodotto effimero di moda, ho luce. E quindi... Che è un'interpretazione, se mi permetti, Stefano, Sì. che va oltre l'articolo in sé. Siamo riusciti a parlare nel passato con designer che appunto estrapolano dalla realtà la necessità e la funzionalità di un articolo, o meglio, di un prodotto che dovrà essere disegnato o ridisegnato o creato in modo tale da riuscire a fornirne una funzionalità. Sì. Nel tuo caso ci troviamo di fronte a quello che era ovviamente un boom fashion, Sì. in cui c'era una richiesta non soltanto strutturale del tipo ci vedo meglio con i miei occhiali, ma mi vedo meglio con i miei occhiali. Sì. Fashion, sì, sì, sì. È fashion, ma era un fashion che appunto fino a quel momento era conosciuto e interpretato come una necessità terapeutica. Sì, sì, certo. Sì, Ma- sì, io ho vissuto quel momento là. Fino alla fine degli anni 70 Sì, sì. poca importanza si dava a quello che era l'occhiale, come se fosse un qualcosa che ti rendeva più bello Sì, sì, sì. e non semplicemente ti faceva vedere meglio. E in quello ti trovi a essere il punto di contatto tra quella che effettivamente è una tua interpretazione della creatività, del bello, seppur nel tuo momento punk, ecco, che tanto era per essere rifiuto di tutto, rifiuto delle regole, ma allo stesso tempo era una spinta e una forza creativa che ti portava sempre, creazione ed esplorazione vanno sempre di pari passo. Certo. E trovo estremamente affascinante il fatto che tu da perdonami il termine, da un portego di Segusin, Sì, no, assolutamente. Sì. Cioè, io ho lavorato dentro una cucina per 10 anni. ecco, da una cucina, da un Sì, sottoscala, da un Sì, garage, sì, sì. sono sempre quelle le cose che nascono e poi ti portano Sì, verso sì, quelli che sono i così è confini stato. del mondo. Tu hai detto, bene, trovo quello che è un qualcosa che mi rende contento e soddisfatto di ciò che riesco a fare con le mani, ok? Sì, sì, Ma allo è stesso vero. tempo mi paga la mia esplorazione. Esattamente così. È un'interpretazione giusta quella che ho dato giusta, di questo, giusta, perché giusta. effettivamente senza soldi non si andava da nessuna parte, Esattamente, soprattutto sì, in un sì. periodo storico in cui effettivamente viaggiare o esplorare era semplicemente un qualcosa che vedevi nei film di Indiana Jones, ok? Vero, vero. E questo Indiana Jones di Segusino, che non era un archeologo durante i mesi normali dell'anno, ma era un incastonatore di cristalli sugli occhiali, Musicista. è musicista, ecco, non dimentichiamocelo perché anche quello è musicista, e tu già lo cominciavi ad interpretare come una professione in quel momento, La musica. la dici? musica.
Oddio, ho avuto i sogni giovanili di diventare una rock star come tutti quanti, certamente spingevamo, no? Cioè, l'entusiasmo era quello, no? Però insomma sempre in piena, come posso dire, in piena volontà, in piena passione di fare le cose. Logicamente, poi è logico che si pensasse, cavolo, vogliamo vivere di musica, vogliamo essere sui palchi. In tutto questo, Avrei abbandonato tutto per anche il mio lavoro, se succedeva, no? tutto ciò però sempre con i piedi molto per terra, perché tu ti davi dei tempi, e torniamo sempre alla questione della preziosità del tempo che abbiamo Questo, visto all'inizio, sì. ti davi dei tempi per dire mi creo e mi sponsorizzo da solo, grazie ai miei skills da artigiano, quello che è il mio tempo di libertà. Ok? E questo tempo di libertà, mi piace pensare, tu lo vivessi al 2000%, Beh sì. perché così doveva essere. Beh, Ecco. sì. Sì. Sì, chiudevo, partivo. Ma vorrei tornare un attimo indietro, perché sono Mm. rimasto molto incuriosito dal discorso del trasportatore di legname in Canada. E non siamo ancora arrivati su quel treno. Tu mi hai detto, ne ho parlato in famiglia. Sì, no, io avevo praticamente già deciso, è stato un attimo il cambio, io avevo già deciso, però c'è stata quella scintilla che è successa, è stato in un attimo, sai? E una volta lì, È stato un ricevere, innamorarsi a prima vista di una cosa, ripensare al tutto e decidere di provare. di provare quindi a restare. Di provare a fare quella provare a cosa, fare qualcosa. quella cosa. Esattamente, sì. Cioè, in quel momento non mi chiedevo neanche se era restare, era che mi ero innamorato dell'idea di essere in grado di fare quel lavoro là. Questo è successo. E questo appunto ti ha portato a portare un equilibrio. Mi ha Però un portato- equilibrio abbastanza instabile, perché è un equilibrio che genera viaggio, che genera esplorazione. Beh, sì, perché mi generava il tempo, come ti ho detto prima, potevo chiudere e partire. Esattamente. E avevo i miei soldini in tasca per prendermi... E questo e i viaggi, quanto hanno cambiato il tuo modo di creare? Allora. Beh, tutto va di pari passo, cioè io non so, ma ognuno non è quello che è senza le scelte che ha fatto. Io sono figlio del tempo che ho trascorso confrontandomi col mio mondo, confrontandomi con quello che ho visto, con le persone che ho incontrato, tutto mi ha fatto fluire, no? Tutto poi Dacci un diventa arte, esempio. tutto diventa musica. Dacci un esempio, per esempio, adesso hai citato la musica, dacci un esempio di quello che è un apporto che una determinata cultura che hai incontrato durante i tuoi viaggi ha poi condizionato la tua produzione musicale. Musicale, artistica o musicale? Beh, allora, oddio, c'è i testi, ma le influenze stesse, no? Le sonorità che tu senti, un testo che tu scrivi perché hai vissuto un'esperienza in India. Sono stato molto in India, sono stato 50 volte in India nella mia vita. Scrivi un testo, fai un'esperienza, ok? Fai un'esperienza, dall'esperienza scaturisce un pensiero che diventa un testo, una lirica di un brano. Invece nella mia arte plastica, diciamo, cioè, che là, mamma mia, sì, è tutto ispirato a quello che vedo. Quindi Quello che vedo, tanto perché c'è, tanto c'è della tua musica nella tua arte plastica, così come Tutte della e tua due. arte plastica nella tua musica. Sì, Sì. sì, E assolutamente. quindi mi piace pensare che appunto quando tu crei un'arte plastica, hai una colonna sonora già dedicata a quell'arte plastica. Non O lo una so, canzone perché, o dei ritmi o delle musicalità magari di alcuni determinati strumenti che tu hai sentito, incontrato, condiviso, imparato in determinate parti del mondo. non lo so, ci sto pensando ultimamente perché io ho sempre un po' voluto tenere separato quella che era la mia arte plastica dalla musica. Molto E interessante. invece mi rendo conto che però poi c'è bisogno di qualcuno esterno che te lo dica, perché adesso mi sto rendendo conto che le mie opere, quelle che voi vedete con queste centinaia di milioni di cristalli incastonati, sono delle composizioni. Sono delle composizioni, cioè io le creo allo stesso modo che creo la musica.
Cioè mi siedo e comincio a creare una cosa tassello per tassello, che il tassello sia una nota o che sia un cristallo, il mio modo di comporre è lo stesso. E ci sono Solamente che poi sì. esperienze, ci sono esperienze, tornando appunto all'ambiente di esplorazione, di viaggio, che dici questa esperienza la vedo più come un suono, questa la vedo di più come un'immagine, questa la vedo di più come una parola, in termini di testi, in termini di musicalità e poi anche in termini ovviamente di, come hai detto tu, queste sinfonie di luce che sono le tue creazioni. Cioè mi stai parlando di un'esperienza specifica? Ci sono determinate esperienze che tu dici, ecco, questa la sento come da interpretare in una scultura, questa la sento Ma di più da certo, interpretare no, in una... Ecco, wow. cosa fa la differenza tra questo tipo di traslazioni? Ma va da solo, cioè... Va da solo, la senti tu proprio? Sì, cioè va da solo, nel senso adesso sono tornato dall'Etiopia da poco tempo, ho incontrato questa tribù dei Dorze che mi è piaciuta tantissimo e loro salutano, quando mi hanno salutato questa donna in questo villaggio che mi fa Aimale, ma che bello, ma cos'è Aimale? Aimale, ciao, come stai? Ok, mi è rimasta impressa, quindi ho chiesto Aimale, ma cos'è Aimale? Mi è entrata subito la melodia e questa melodia sta diventando un brano. Questo Aimale, come stai? Detto in quel modo là, che non è come un nostro ciao, è qualcosa di più, è diverso. Ha una dimensione diversa. Ha una dimensione diversa, mi ha ispirato delle liriche che sto scrivendo, mi ha fatto pensare a un saluto che io do alle mie vite passate che convivono dentro di me, quindi sta nascendo un brano, delle liriche ispirate a un certo momento, in quel momento là, quella parola con quella sonorità mi hanno aperto... Ti hanno aperto questa Sì, sta traduzione, questa nascendo- interpretazione in musica. È nata lì, È esattamente quello che volevo in sentire. quel villaggetto, mi ricordo anche precisamente dove ero di fronte, che è una figata. Le tribù di Dorze praticamente fanno delle case in bambù, sono alte 7 metri, stanno benissimo i Dorze, vivono su delle montagne vicino a dei laghi nella Rift Valley, fanno queste case alte 7 metri, le costruiscono, quindi c'è un telaio in bambù, poi sopra è coperto tutto in bambù, in steli di bambù che toccano a terra. Loro vivono in perfetta simbiosi con la natura, stanno bene, hanno tutto, fuori delle loro casette hanno un albero che si chiama false banano, è una specie di pianta di banana, non fa le banane, però le foglie gigantesche di questa banana, loro le spellano, dentro c'è una specie di reticolo che tirano via, lo fanno fermentare, c'è una foglia di quelle e gli danno da mangiare per una settimana, fanno un pane, ok? Ma la loro casa, devo raccontarvi questa cosa, è troppo bella. Queste case qua, ci sono le termiti, ok? Le termiti mangiano il bambù sotto, loro non hanno chimica, non hanno niente, loro le lasciano fare. Quando le termiti dopo 20 anni hanno mangiato tanto così della casa, loro la tagliano, la abbassano, ok? Le case che io ho visto avevano 100 anni, ma una casa di 120 anni, poi quando la casa diventa tipo 4 metri, diventa l'alcova dei nuovi sposi, e quando arriva a 1,80 m diventa dove vanno a filare il cotone. Queste case che si abbassano, che bello. Insomma, lì è nato Aimale, nascerà Aimale, e nascono così le cose in un momento. Nasce in un momento. Ho creato una serie che si chiama Della Room Natura, e qua ti parlo delle mie opere plastiche con questi cristalli, in Perù. In Perù ho visto la simbologia di queste tribù Avajun che praticamente creano dei segni, ci sono questi sciamani che durante delle cerimonie sono ispirati, creano dei segni, ok, che poi diventano dei canti, ok, che poi loro insegnano alla tribù, quindi sono come degli spartiti, poi loro decorano i vasi e tutto quanto, ma sono degli spartiti in cui loro raccontano delle cose. Io ho visto queste simbologie viaggiando, ho visto i tratti com'erano, mi hanno ispirato tantissimo e ho creato, sì, così.
però va da solo, non è che io poi In dico quel questo caso, va- per esempio, la creazione di qualcosa non è stata musica, non è stata parola, ma No. è stata arte Sì, visiva in arte questo caso. visiva. È stata arte visiva. Quindi Sì. Poi io disegno quando sono in viaggio, disegno. Quando sono in viaggio ho i miei programmi, ho il mio iPad, compro Procreate, disegno. Molto spesso parto con la mia attrezzatura musicale, ho registrato molte cose in giro per il mondo, cioè parto da solo, sono stato in Nepal, in Thailandia, in molti posti, quindi parto già con un'idea, so che sarò ispirato, mi porto dietro tutto quanto, vado in un posto da solo, sto là, sto un mese o due e mi faccio ispirare da quello che c'è intorno e registro, creo, faccio musica. registro che faccio musica, li metti tutti sullo stesso piano, ben sapendo che si tratta di, non dico vite parallele, ma comunque ambiti artistici che sì sono interconnessi, perché l'abbiamo scoperto, era un po' quello che volevo chiederti. Certo, sì, mi Cosa... sono dilungato troppo. No, non ti preoccupare, ci mancherebbe altro, abbiamo tempo. Madonna, che roba. Abbiamo tempo e abbiamo tempo di comunicare in maniera libera, quindi spero di riuscire a generare con questa chiacchierata un senso di libertà, di trasmissione di quelle che sono appunto determinate situazioni di ispirazione che ti hanno portato poi a diventare e essere e continuare ad essere l'artista poliambito che sei. Ma tu lo interpreti, ecco, lo interpreti in tanti modi e lo vedo affrontare da te in maniera estremamente positiva, perché ciò che è Genesi è creazione di qualcosa di nuovo. Ma creazione di qualcosa di nuovo magari ti è capitata dopo magari dei momenti di blocco dell'artista. Ma ci sono sempre, cioè vivo di questo. Vivi di crisi. Beh, nel senso sì, perché sì, perché tra il momento in cui non succede questa scintilla, ok, questa genesi che arriva, in cui si apre questo canale, per me è sempre un momento, non voglio dire difficile, però vuoto, perché nella mia vita io creo di continuo, quindi quando mi manca, quando non ho per le mani un progetto da seguire, una cosa, quando non è nato qualcosa che poi so che bene o male andrà, io vivo un momento quasi di panico a volte, no? Però insomma ci convivo. Poi c'è l'ansia da prestazione, che è quella con la quale convivo sempre. Cioè veramente però deve esserci, se non ci fosse quest'ansia da prestazione che non mi metterà in gioco, no? Per me è sempre, ogni volta che mi siedo a fare musica, ogni volta che accendo il computer, dico, ma ce la farò, vediamo, è sempre, boom, è sempre un muro davanti. Questa è una domanda che vorrei E farti. poi mi dicono, Stefano, no, lo sai, si ripete nella vita, se vai e basta, vai. E io invece ho sempre questa paura, sempre, di schiacciare l'on, sempre. Ma è una paura che ti porta a dire piacerà a me o piacerà agli altri? Dato che comunque ciò che tu produci, ciò che tu fai ha anche una destinazione. Vi giuro, non ce lo penso proprio agli altri. Agli altri non pensi? No. No, ci penso dopo. Quindi ci pensi dopo? Ecco, questo Dopo. mi piace come concetto. Ci penso dopo quando comincio a avere in mano qualcosa che è quasi definitivo, e allora magari mi chiedo, aspetta un attimo, vediamo se piace, se non piace, ma quando comincio una cosa sono io e quella cosa e basta. Molto importante, l'essere Sì. fedeli a se stessi, nella propria creatività, nella propria esplorazione. Sì, io credo di esserlo, dai, sì, Perché posso dirlo, ho molti dubbi sulla mia personalità, ma questo sì, sono pulito da questo. Sì. Sei pulito da Sì. questo. E questa pulizia ti deriva dal fatto di vivere con il tempo della natura? Beh, sicuramente. Beh, sì, che bella domanda che mi fai anche te. Sì, grazie per farmela. Prego, perché appunto sto veramente cercando di io credo capire che- meglio questo. Beh, io credo che stare in natura, cioè, a me in qualche modo mi metta con i piedi per terra, no? Cioè, la natura ti porta a uno stato
come posso dire? Boh, non so che parole utilizzare, però la natura ci pulisce da tutto quello che è, tutto l'ego, tutto. La natura aiuta molto sai, a tranquillizzare tutto. Non sarebbe natura. Eh? Mi tranquillizza, insomma. Ti ecco. tranquillizza, ti fa raggiungere un equilibrio? Mi regolarizza, mi fa ripartire da un punto più basso su tutte le cose, che mi smorza in maniera bella, dolce. Perché nel tuo ricercare, nel tuo viaggiare, nel tuo appunto esplorare attraverso il viaggio, attraverso la ricerca, attraverso il conoscere le persone, percepisco una tensione. Tensione nel senso verso un qualcosa, ok? Che appunto tu poi mi dici essere anche un'ansia, che di contro l'ambiente in cui tu ti senti bene, vale a dire il bosco, chiamiamolo come sinonimo di natura. No, in ma questo proprio caso. così, proprio il bosco. Bosco, ok, sì. Di faggio. Io credo che un essere umano evolva nel meglio delle proprie capacità quando ha un confronto con gli altri. Se noi non abbiamo un confronto, come possiamo evolvere? Viaggiare per me, muovermi, uscire liberamente, andare a esplorare, significa confrontarmi con altre culture. Cioè io se rimanevo a Segusino non potevo capire che un altro popolo ha delle usanze che nel mio paese vengono definite blasfeme. Io ho cominciato a vedere modi diversi di vivere, di credere. Nasco in una famiglia cattolica, mio papà mi ha insegnato che c'era solo Gesù Cristo, comincio a viaggiare in India, mi incontro il buddismo, incontro l'induismo, torno a casa e dico ma aspetta un attimo qua, cioè non è che c'è solo questo, cominci a esplorare, quindi il confronto ti fa crescere. Poi all'interno di questo confronto, che per me è fondamentale per la propria evoluzione personale, c'è quello che vi dicevo prima, c'è l'incontro che tu devi saper percepire. L'incontro può cambiarti la vita e io credo che è solamente attraverso, per me, perché poi non lo so, cioè, per me è muoversi, aprirsi, andare, incontrare, lasciarsi andare, vedere che poi arrivano incontri, ma io tutti i giorni ci pensiamo, io credo che non servo io per dirlo. Stiamo arrivando a un wrapping up di quella che è la nostra chiacchierata e mi dicono, da oltre la regia, che appunto si sta per sintetizzare un progetto che raccoglie, appunto è una sintesi, ma è una sintesi che sarà semplicemente, immagino, avendo imparato a conoscerti un po' meglio, un altro punto di partenza di ciò che sono i tuoi viaggi, il tuo tempo di libertà, e questo è il progetto Sonar. Sì, ho dovuto viaggiare per fare questo progetto, allora vi spiego perché è un progetto bello. Io ho collaborato con Sebastian Meyer per anni musicalmente, lui è un austriaco, vive a Vienna, lui ha mixato i miei dischi, siamo diventati molto amici, lui poi nel frattempo prima aveva uno studio di registrazione ma è diventato un sound designer. Alla fine cosa abbiamo deciso di fare? 4 anni fa ormai ci siamo detti creiamo qualcosa io e te, ok? Prima lui mixava i miei lavori, creiamo qualcosa noi due. Cosa facciamo? Io di ritorno da un viaggio in Egitto ho detto Sebastian, lavoriamo sull'acqua, l'acqua ci compone, noi siamo acqua, l'acqua va difesa, l'acqua è importante, l'acqua è tutto nell'universo, veniamo dall'acqua, lavoriamo sull'acqua, cosa facciamo con l'acqua? Andiamo a registrare l'acqua nel suo ciclo vitale, quindi nell'evaporazione, condensazione, filtrazione. Quindi abbiamo detto, andiamo, ci siamo muniti di microfoni iper professionali, di tutti i tipi, idromicrofoni, avevamo parabole, di tutto. E abbiamo detto, ok, partiamo dall'oasi di Siwa e abbiamo registrato più di 100 ore del suono dell'acqua, quindi dei geyser, abbiamo
siamo scesi dentro dei sifoni, abbiamo registrato l'acqua che scende dai canaloni nei Paesi Baschi, abbiamo registrato di tutto, cascate, tutto quanto, abbiamo recuperato materiale di 100 ore. Dopodiché abbiamo deciso di creare una performance sonora. Il concetto era, ok, vogliamo farvi sentire l'acqua in un modo in cui non è forse facile sentirla, ok? Un'immersione totale all'interno del suono. Noi siamo fatti d'acqua, ascoltare l'acqua risuona dentro di noi, quindi è un'emozione che è una vibrazione che provoca molta emozione. Noi abbiamo sintetizzato di queste 100 rotti ore a Vienna, siamo rimasti 10 giorni in studio, abbiamo creato 34 minuti di performance, di questa performance sonora. Noi l'abbiamo fatto con la sola intenzione di farlo e poi vedevamo cosa succede. È successo che il progetto è piaciuto molto, si è formato un comitato scientifico fatto da filosofi, oceanografi, insomma c'è un bel comitato scientifico che supporta questo progetto, lo abbiamo presentato a Venezia in ottobre, è stato un evento privato, l'abbiamo presentato agli sponsors, alla stampa, di filosofi, quindi non al pubblico. Il Sona è fiorito, adesso abbiamo un supporto internazionale di questo progetto, lo presenteremo al pubblico il 9 di ottobre a Venezia, in un posto meraviglioso che è il Teatrino Groggia, faremo sapere dov'è. Quindi in questa performance si entra in uno spazio, ci si sdraia, sono 15 persone, sono sdraiate, ci sono 11 speaker intorno, un subwoofer in mezzo, tutti quanti gli altri speaker, il suono è direzionato, quindi avrete dei momenti in cui voi sentite la pioggia che arriva da sud-ovest, vi arriva, ci sono dei torrenti che vi passano vicino sopra, è stato tutto direzionato, si sta sdraiati con una benda sugli occhi, c'è un cuscino e quindi sono 34 minuti di immersione totale con questo elemento. E cosa posso dire? Provoca molta emozione, è uno stacco incredibile che si può fare in un giorno della nostra vita, rimanere per 34 minuti dentro il suono, come noi lo abbiamo. Noi l'abbiamo mixato anche da musicisti, noi poi abbiamo suonato anche l'acqua, noi volevamo suonarla, volevamo che ci fosse anche un momento in cui noi da musicisti la suonavamo, quindi siamo entrati in un lago, ci siamo portati delle parabole, dei microfoni, ci siamo messi un beat in cuffia e abbiamo suonato con le mani, con dei pifferi di legno, abbiamo mescolato questo all'interno che molte persone non si rendono neanche conto che c'è una performance sonora che si interseca con tutto il suono dell'acqua. E così questo è il Sona. Io a Venezia vi inviterò, venite a sentirlo, perché penso che sia un progetto, insomma, comunque è per consapevolizzare sul valore dell'acqua, su questo elemento che dobbiamo assolutamente proteggere tantissimo. E è sconosciuto, non sappiamo niente dell'acqua. C'è H2O, cos'è? L'acqua è un'anima, adesso si trovano forme, sono vibrazioni. L'acqua io credo che sia una fonte di vita veramente universale nel senso in tutto l'universo. Senza di quella, credo che se c'è un Dio si manifesti attraverso l'acqua. Ecco. Questo è un messaggio molto potente. Sì, spero non siamo andati troppo alle lunghe. Abbiamo preso il tempo di libertà che ci doveva essere per questo tipo di conversazione. Siamo arrivati appunto al nostro question time. Question time. È un question time che dopo queste tante domande che ti ho fatto io, ecco, non sarà una mia domanda, ma sarà una domanda che arriva da uno dei nostri precedenti ospiti. Lo stesso farai tu. Lascerai appunto, grazie a uno dei nostri fantastici bigliettini, una domanda ad uno dei nostri prossimi ospiti. Devo farlo adesso, in questo momento. Dovrai compilarla tu mentre faccio i saluti di rito finale. Quindi adesso? Certo, No. dopo aver risposto però alla domanda del nostro precedente ospite. Ecco qua. Finito. È esistenziale ma di guida allo stesso tempo. Ok. Come vedi il futuro, Stefano, dei giovani nei prossimi anni? Oh mio Dio.
come vedo il futuro dei giovani? Dipende dove. In Occidente avrei una risposta, per i giovani del Sud America forse ne avrei un'altra, dipende dove. I giovani, noi viviamo in civiltà completamente diverse, qua in Occidente, vai in Africa, è un altro mondo, c'è un'altra cosa, non saprei come risponderti. Parliamo dei giovani in Occidente. Rispondiamo allora. dei giovani che ci stanno ascoltando, visto che comunque sono una buona fascia dei nostri ascoltatori, dei Come nostri... lo vedo? Credo che dovranno affrontare un momento di rottura importante con tutto, con la politica, con la natura, con il nostro pianeta. Io credo ci sarà un momento di rottura, ci sarà un momento di sofferenza, mi dispiace dirlo, ma credo che sia così, ma sarà anche un momento di rinascita. Io credo che le civiltà implodano a un certo punto, io mi sento molto vicino all'implosione. Spero di vederla, spero di non soffrire troppo, ma se ci sarà, spero di esserci, perché è brutto da dirsi, ma io spero di vedere cosa succederà all'umanità. Però insomma sappiamo che ogni punto di rottura, ogni momento di distruzione poi è anche un momento di rinascita. E quindi forza e coraggio che qualsiasi cosa succede. Ne abbiamo parlato, capendo che momenti di crisi possono essere quel Sì. ispirazione, quel nuovo Big Bang che ti porta a creare, Nuovo Big generare, Bang. avere una nuova genesi. L'hai detto tu Esattamente. prima. Benissimo. Ti lascio alla domanda che verrà poi Oddio, posta vabbè. ad uno dei nostri prossimi ospiti. Va bene. Nel frattempo colgo l'occasione per ringraziare tutti voi che ci avete seguito in questo viaggio, anche se è stato un traveling without moving, direbbe Jason Kay, che ci ha portato appunto in angoli che non conoscevamo del mondo, nella arte, nella musica, nelle parole, negli incontri, nelle persone e nelle crisi anche che ha incontrato Stenox nella sua vita. Eccoci qui, è il momento di ringraziare appunto chi ci supporta da dietro le camere, dietro i microfoni, quindi Riccardo, Paola, Frank e Luca, che danno più di una mano per portare avanti il progetto Campus Cast. Avete idee, progetti, mondi da scoprire per noi, ma già conosciuti a voi, professioni, passioni che volete portare dietro i nostri microfoni davanti alle nostre camere? Siete benvenuti, contattateci, dopo averci seguito, ovviamente, cliccando sulla campanella qui sotto. Anche oggi, Grazie a tutti. grazie a Stenox, Grazie. è stato da un Leo onore. Gobbato e Stenox, alla prossima puntata. Ciao. Ottimo. Grazie Ottimo. mille. Proprio Grazie ragazzi. bel vibe, bello bello.